ancora una volta ad Usini è festa. Quest'anno festa grande perché è il 18° anno di questa enorme manifestazione a Manutenta, ma tutto questo che vedete, tutto questo colore, tutta questa organizzazione è frutto di tanto lavoro, di tanti anni e parte da molto lontano. Quindi partiamo dall'inizio. Un festival internazionale che quest'anno compie 18 anni e che ha raggiunto il suo apice nella organizzazione. 2 giorni di spettacolo con tanti gruppi, ospiti e momenti originali che nascono da mesi di preparazione qui, nel quartier generale di Usini. Questo dietro di me è il quartier generale da cui parte tutto, le scuole elementari di Usini che ogni anno in questo periodo si trasformano in un hotel a 5 stelle. Ed eccoci qua all'interno delle scuole, qua vedrete davvero un gran via vai perché si stanno tutti contemporaneamente preparando per la grande parata in paese. Vedete, poi si fanno i selfie ricordo perché questa è una grande esperienza per loro e comunque io voglio entrare dentro con questa telecamera in soggettiva proprio per farvi vedere l'ambiente che si vive, vero zio Lè? Bellissimo. Si vive un bell'ambiente di integrazione, di allegria, anche di felicità. Non si capisce niente, ma... non capite niente. Artisti. Tipo il gesto più comune qual è? Non fare gesti. Che cos'è questo? La doccia. Ah, così vuol dire la doccia. Ma siamo sicuri? Sì, sì. Cioè, se io ti faccio così, cosa capisci? Sì, bene. No, mi sa che non vuol dire doccia. Doccia. Va bene, comunque io volevo farvi proprio vedere questo, e cioè la preparazione, loro... Ciao, where are you from? Ah, Paesi Baschi. Comunque dicevo, mentre salgo su a farvi vedere anche il secondo piano, che questo è quello che mi piace di questo festival, scambiarsi esperienze, cercare di azzerare quanto più possibile le differenze, in modo che tutti quanti siano semplici giovani che si ritrovano insieme e quando sono qua non ci sono diversità, sono tutti uguali, uniti dal comune piacere di mantenere vive le proprie tradizioni, di ballare, di divertirsi e di fare le esperienze come tutti i giovani. E qua dove siamo? Where are you from? Ah, Nord Cipro. Adesso impareremo anche la differenza fra ciao, la differenza fra Nord Cipro e Cipro. E qui, oh, bye. Si stanno preparando anche loro. Allora, una volta imparato che cos'è questo ambiente bello familiare dove le mamme cucinano, si danno da fare per accontentare tutti questi ragazzi, gli fanno assaggiare i dolci e le delizie isolane, gli fanno visitare anche i posti, per cui c'è anche un po' di promozione turistica, si muove economia all'interno del paese, insomma tutta una serie di cose positive, quindi non una semplice serata dove il presentatore, permesso? Come si dice permesso? In bielorusso? Non lo so, però mi hanno capito. Bye. Non una semplice serata dove il presentatore dice adesso il ballo della Bielorussia. No, qua c'è qualcosa di più ed è per questo che sono entrato in questo hotel a 5 stelle a farvelo vedere. Preparativi e si parte immediatamente per questa grande parata in mezzo alle vie del paese. Where are you from? From Belarus. Ah, Bielorussia. Da dove, come ti chiami? What's your name? Olga. Allora, da Olga ci facciamo raccontare che cosa rappresenta il loro vestito. Добрий день, перш за все, поважане господарство. Увогуле, наш народний строй означає... In particolare gli abiti rappresentano la personalità di ognuna delle ragazze. Ad esempio il simbolo che portano alcune sul polsino della camicia rappresenta la gioventù della ragazza. Il grembiule bianco invece, quando presente, fa capire che la ragazza è nubile, mentre la variante senza grembiule fa capire che la ragazza è sposata.
Ed eccola la prima sorpresa. Quest'anno, come vedete, sono direttamente i componenti dei gruppi che sul palco spiegano l'origine dei propri abiti e delle proprie usanze nella loro lingua e tradotti simultaneamente in italiano. Un'idea originale che sicuramente conserveremo negli anni e che arricchisce lo spettacolo, perché di quel popolo scopriamo così non solo i balli ma anche le caratteristiche e curiosità e raccontateci direttamente da loro in questi intimi salottini condotti in modo veloce e divertente. Ma guarda che bello come hanno allestito questa stanza, praticamente l'hanno valorizzata, l'hanno caratterizzata. Bonsoir! Guarda che bello, si trattano bene, alla fine state bene? Tutto ok? Sì, qua è tutto sorrisi, qua dormono in 14, ma davvero è un hotel a 5 stelle, non è che le trattano male. Bello, 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 davvero tanto colore, tanta allegria, tanta festa. La cosa che accomuna tutti incredibile è il cellulare. Tutti indistintamente sempre al cellulare. Facebook, non Facebook, messaggi, filmati, selfie, ma questo è davvero l'unica cosa che ci accomuna insieme alla musica. È pregunto del carro del Tore. Lettore? Yes. E il carro vuol dire il pullman? Vuol dire, mi servirebbe un camion. Che significa così, camion. Ma... Vedete, qua ci sono tutte le traduzioni. Lui parla in italiano ma cerca di parlare in spagnolo. Lui recepisce in spagnolo e traduce a lei in inglese, che però lei è Bielorussia. Quindi è un mix. Teresa la vedete con questo boa sulle spalle, ma non è un caso, non è solo coreografia, perché mi dicevi che il vostro abito, il vostro ballo rappresenta che cosa? Más que danza, es una cosa religiosa. Questi abiti li indossavano i guerrieri per la caccia e prima della caccia praticavano un rituale al serpente boa. Questo affinché il boa potesse benedire attività e coltivazioni e servire da buon auspicio. Ed ecco la campana! La campanella non vuol dire ricreazione come a scuola, ma vuol dire che siamo pronti per uscire tutti dalle scuole e cominciare questa parata nelle vie del paese. E così finalmente si parte. Usini si risveglia completamente cambiata rispetto agli altri giorni dell'anno, con le strade invase da popoli di mezzo mondo e colorate dai loro abiti così diversi dai nostri. Sorrisi, selfie, fotoricordo. Usini e turisti si radunano ai bordi delle strade ad osservare con curiosità tutte queste usanze così lontane. Prima però di divertirsi, la rituale messa dei popoli, che si svolge nella chiesa all'entrata del paese ed in cui si spiega il significato della manifestazione, che è quello di ritrovarsi insieme per azzerare le diversità, pur essendo così diversi. Un incontro che, dopo canti e preghiere, si chiude con il rituale scambio di doni che serve proprio per suggellare, anche simbolicamente, questa amicizia nata ad Usini.
e dopodiché può avere inizio il divertimento fine a se stesso. I gruppi escono ordinatamente per posizionarsi al centro della piazzetta da cui partirà questa grande parata che attraversa tutto il paese e tra un canto e l'altro arriva fino al palco dove poi avrà luogo lo spettacolo notturno. Parata che ha in testa il gruppo più lontano, la Nuova Zelanda, ed in coda i padroni di casa, la Sardegna, rappresentata ogni anno da una maschera tradizionale. Incredibile, popoli provenienti da tutto il mondo, eppure tantissime persone sempre, ogni anno, hanno interesse a guardare le maschere della Sardegna, che sono sempre affascinanti e incuriosiscono tutti. Adesso però andiamo a descrivervi anche le altre di maschere, di costumi, insomma di abiti tradizionali più avanti nel corteo. Gabino Piras, organizzatore della festa, presidente del gruppo Folk San Giorgio di Usini, che quest'anno, dopo 18 anni, è diventato maggiorenne. Beh, io ho un po' più vecchio del maggiorenne, però diciamo che è molto bella questa situazione, siamo fieri. Come vedi, tanta gente che sta attendendo l'inizio della nostra parata, i cervi stanno facendo la prima entrata e orgoglio anche quest'anno per una manifestazione che da tanti anni ci sta dando grande orgoglio. Orgogliosi anche perché ogni anno ci sono dei numeri importantissimi, quest'anno però si triplicano. Sì, in verità sì, abbiamo visto una grande affluenza delle persone, grandi numeri a livello di gruppi, grandi numeri in tutte le cose che siamo riusciti, in tutte quante le situazioni collaterali del festival. Tu rappresenti il cane, no? Io sono il cane e mostro a tutti. Cosa ne pensano i turisti della vostra maschera? Non ne capiscono niente, o sì? No, non la conoscono. Beh, si capisce però cosa fate. Lui è il cane. Lui è il cane, si era capito. Lui è il cervo. Lui è il cervo. Grasso che E la cosa qual è? Una battuta di caccia. una battuta. Oh, il cane vero si sente a disagio perché è pieno di cani finti e lui che è vero dice guarda poverino, è spaventato, poverino, si è spaventato. Va bene, soltanto un attimo, allora proseguiamo questo giro in questo corteo di matti, bellissimo. Ragazzi, davvero tanta gente. Io ne frequento tante di manifestazioni e ce ne sono tante ben organizzate, riuscite, con tanta gente. Ma qua oggi siamo arrivati veramente al top. Si vede che oggi è il compleanno di questo festival perché tutto funziona alla perfezione, la gente è davvero tanta, c'è davvero un'aria di grande festa in giro. Ma dove può succedere un'altra domenica di agosto di poter vedere così in un pomeriggio soltanto tutti questi popoli diversi, tutte queste usanze differenti, imparare tutte le storie che i cantastorie di ogni gruppo ci raccontano in inglese, davvero una cosa unica e irripetibile. Quando vi ricapiterà di sapere di un festival internazionale, andate a visitarlo perché è davvero una cosa bellissima. Guarda che felice che è questa bambina, bella sorridente, perché quando ti ricapita di avere tutti questi applausi, tutti per te, per il tuo gruppo, vero? Contenta?
davvero è un'esperienza positiva per tutti, c'è caldo, è un sacrificio, però davvero è una cosa irripetibile, bellissima, nessuno si è pentito di venire qua, né i partecipanti né il pubblico. E ora il ballo, il canto dei neozelandesi che, guardate, portano un'allegria, un sorriso incredibile nelle strade di Usini, tutti intenti ad ascoltarli perché è davvero un piacere, anche perché loro lo fanno molto seriamente, ci credono. Vedi, scatta l'applauso perché davvero è un'emozione sentirli. Oh, senza volerlo sono qua col sindaco e l'assessore. Buonasera. Protagonisti anche voi perché quest'anno il comune davvero sostiene in pieno questa manifestazione. Certo, quest'anno 18ª edizione di Ammanudenta, quindi diventa maggiorenne, noi vogliamo esserci davvero anima e cuore, soprattutto quando vediamo che il paese viene così piacevolmente invaso. Assessore, dicevo dell'importanza di questa manifestazione che nel contempo fa anche economia, è tanta. Certo, ringraziando il gruppo Folk San Giorgio in questi giorni abbiamo visto la partecipazione di tantissime persone all'interno del nostro centro abitato, il che fanno economia, partecipano alle attività commerciali, le spese vengono fatte all'interno del paese, quindi nelle attività commerciali, i locali vengono frequentati, hanno fatto degli accordi in modo da vivere completamente il paese e questo in periodo di crisi è una grande occasione e uno spunto in più per l'economia locale. Applauditissimi anche i Paesi Baschi, e non solo nella parata giornaliera, ma anche e soprattutto nello spettacolo sul palco, dove il pubblico ha potuto apprezzare e conoscere i loro costumi, i balli tipici, ma non solo. Il pubblico ha potuto anche imparare i tratti salienti della loro storia, l'origine delle loro tradizioni e tante curiosità sul loro paese, grazie ai brevi video proiettati sui maxi schermi che spiegavano le principali caratteristiche, tradizioni e curiosità del paese ospite. I Paesi Baschi sono una comunità autonoma della Spagna, confinante con la Francia. È una terra meravigliosa di vigneti e vini rinomati, coste scenografiche e frastagliate e grandi pascoli verdi. Curiosità: l'origine della baioneta è ritenuta un'invenzione basca, esattamente nella città di Bayonne, da cui prenderebbe appunto il nome. Si ritiene che alcuni abitanti di Bayonne abbiano messo un coltello nella canna del fucile per mancanza di munizioni. E così il berretto basco, come dice appunto il nome. Guarda che belli, serissimi, cioè loro la cosa la prendono seriamente, non possono lasciarsi sfuggire neanche un sorriso, neanche Violello che di solito sorride, oggi non si può, oggi impassibili perché sono tutti con gli occhi addosso. È giusto. Giusto. Lasciamoli così. Oh, passo in mezzo qua, così arriviamo dritti, guardate, alla esibizione, al canto della Bielorussia. А у нашей Руси не было веселя, а у нашей Руси не было веселя, а у нашей Руси не было веселя. Sembri morto veramente! Oh, sono in mezzo alla battuta di caccia! Qual è l'altra televisione che sta in mezzo proprio? Qua mi fanno fuori come un cinghiale, un cervo. Esci che me ne esco. Stavo dicendo, ero in mezzo alla battuta, qua mi fanno fuori. No, anche a noi. Ma voi siete di Usini? Quindi la vedete ogni anno la parata? Certo, perfetto. E preferite venire qua invece che andare al mare in pieno agosto? Va bene qua, con le donne belle guardiamo noi. Ah, voi siete qua per le bielorusse, le peruviane, altro che per i cinghiali. No, cinghiali non ne mangiamo. Giustamente. Le donne belle mangiamo. Giustamente. Buona spirata, ciao. Venite che vi faccio fare un giro della via di Usini come se foste qua. Guardate che bello. Coinvolgono davvero, ma davvero tutti. Signora, si sta divertendo? Eccola. Ah, non era un rivolto
furbi sono. Yeppa! L'avevi mai ballato il nord cipriota? È un'esperienza nuova. Non ci riprendere. Non è mica scemo lui. Guarda, altro che la signora. Va bene così. Ma voi siete di Usini? Hai visto. Non ci sono solo le bielorusse belle. Ci sono anche le sarde, le usinesi, e quelli se ne sono accorti, li lasciamo ai loro bagordi per andare più avanti. Io sono rimasto praticamente senza voce oramai, perché fare questo pezzo di percorso è incredibile. Voi là forse non lo percepite, ma qua c'è un frastuono di musiche, di tamburi, di sonorità, tutte diverse. Ogni 3 metri c'è una sonorità diversa. Nel mentre siamo arrivati in questo slargo che non so meglio definire, via Ossi, insomma, poco ci importa, è l'ultima esibizione prima di arrivare alla grande piazza. E qua guardate quanta gente c'è. Oh, i miei amici traduttori! Adesso lì non stanno capendo niente, però lui parla tutte le lingue e ogni anno traduce. No, faccio il telefunche, sai che ne fai? Telefunche e te le fai. E poi, adesso ti viene difficile stasera però, perché stanno per arrivare le bielorusse. In bielorusso non sai dire niente. Telefunche lì non va bene. Lì ci vuole qualcosa di più, arzigogola le parole, non lo so. Proviamoci, vai. Parliamo con la signorina, venga signorina, un secondo solo. No, la seguiamo, venga. Lui parla tutte le lingue. Io parlo tutte le lingue, lei di dove? No. Glielo devi dire in English. In English, io English, non capire niente, però capire lei a... Provate a parlarvi in una sola lingua, che così non si comprende nulla. Allora sei troppo bello. Oh, questo è universale, l'hai capito? Fortunatamente sul palco avevamo un vero traduttore che traduceva in simultanea le brevi interviste che il presentatore faceva ad alcuni componenti dei gruppi, che spiegavano dalla loro viva voce e nella loro lingua originale i loro abiti o i loro balli, coadiuvati dalle immagini che passavano sui grandi maxischermi e aiutavano così il pubblico a comprendere meglio il paese che stavano per vedere, capendo bene l'origine di quei balli, delle loro usanze e imparando tratti della loro storia. E ciò è stato utile soprattutto per Cipro del Nord. Cipro del Nord, ufficialmente Repubblica Turca di Cipro del Nord, dopo l'invasione turca della Repubblica di Cipro. Infatti è una repubblica autoproclamata e non riconosciuta dalla comunità internazionale. Nonostante questo, la Repubblica Turca del Nord Cipro è entrata nell'Unione Europea nel 2004 e i suoi cittadini possono spostarsi e chiedere documenti come cittadini europei, per cui rimane un'isola divisa in due, Repubblica di Cipro e Repubblica Turca di Cipro Nord. Io da Johan volevo sentire nella loro lingua il racconto di questa separazione, quest'isola divisa in due, come è nata, cosa è successo? L'isola di Cipro ci sono sempre state due nazionalità, Grecia e Turchia. Fino a che però nel 1974 la parte greca decise di espandersi e naturalmente la Turchia si oppose, scatenando quindi una guerra che sfociò nella separazione dell'isola in due parti. Cipro del Nord è dunque enormemente diversa dal resto dell'isola di Cipro e infatti il ballo che state vedendo non ha niente a che fare con le tradizioni greche, ma invece ci riporta alle usanze, le movenze e le sonorità della Turchia, e in particolare questo ballo che descrive l'attività nei campi di grano, che era la loro maggiore fonte di sostentamento. E a questo punto il corteo che ha colorato e rallegrato il pomeriggio usinese si appresta a fare l'ultimo tratto del percorso che lo introduce nella grande piazza Europa che lo aspetta.
Vederli arrivare tutti insieme in modo trionfale e orgoglioso è davvero un grande colpo d'occhio, ma il tutto viene ancora di più esaltato dai singoli inni nazionali che risuonano in piazza man mano che i gruppi superano la soglia della piazza e che rendono i loro volti fieri del proprio paese di provenienza. Il festival a Manutenta quest'anno più che mai è pieno di attività collaterali, impossibile raccontarle tutte, ma l'importante è sottolineare il fatto che tutti i turisti, i gruppi ospiti possono deliziare delle nostre delizie isolane, buonasera. Stavo raccontando che la cosa importante è che questi turisti e i gruppi assaggino queste cose. Avvicinati Stefano. Certo che sì. Queste Guarda. specialità, guarda. Queste sono veramente tesori di Sardegna. Profumi e colori e sapori di Sardegna. Cosa dicono i turisti quando assaggiano? Very good Sardegna. Very good Sardegna. Ok, te lo credo. Sardegna su Porceddu. Voi che cosa avete? Spiedini di pecora. Spiedini di pecora, ragazzi, li assaggiano i turisti. Voi cosa avete? La pasta? Il bolliato di Montemarata è una pasta particolare che facciamo a una. Poi ci facciamo un bel sugo con la carne di maiale, zafferano e formaggio grattugiato e pane condito con peperoncino. Incredibile, che è una novità mondiale, la prima mondiale questa. Sì, è la prima volta che lo facciamo. Adesso vi faccio vedere la piazza che è piena, vedete, di posti a sedere, quindi c'è scelta, si può stare in piedi, ci sono i giochi per i bambini, però nel contempo si può invece osservare il Festival Internazionale. E noi dove andiamo? Dentro il Festival Internazionale. Graba en su coro, intensos sentidos, que han oído la gente que el ballende a Manutenta. Mi piace tanto questo inno di questa manifestazione che ormai è diventato un tormentone qua. L'hanno imparato fino in Bielorussia, fino in Nuova Zelanda. E allora ce lo godiamo per un po' con questo ballo unico in Piazza Europa. Con Giuliano Marongiu ridevamo perché davvero è una piazza stupenda dove c'è divertimento ma anche unione, e tu hai scritto proprio una canzone che parla di questo. Ti riferisci ad Manutenta? Mi sarebbe piaciuto tantissimo averla scritta io. In realtà gli autori sono Peppino Bande e Nicola Lui. E a Manutenta però è una di quelle canzoni che, come ho ascoltato, questo è l'inno, la naturale canzone che può accompagnare il sentimento che accomuna. Allegrada su coro, intensos sentidos, que han oído la gente que el ballende a Manutenta, in esas festas de illa. Questa è la vera festa! Festival Usini! Ed eccoci qua, siamo pronti ad iniziare la festa, un applauso!
Dopo aver apprezzato i sapori nostrani e dopo essersi divertiti in piazza, a questo punto è giunta l'ora di iniziare lo spettacolo e fare sul serio. La serata inizia in pompa magna con le rappresentanze di tutti i gruppi che ricevono un ricordo per questo 18° anno, ma soprattutto con il sindaco che suggella un matrimonio tra ragazzi del gruppo folk e il comune. Il sindaco Antonio Brundu, giovane, sveglio, scattante e appassionato, meno male, anche lui di folklore, anche internazionale. Antonio, ben trovato. Da quest'anno infatti la maturità, questi 18 anni di festival, significano che non si tratta più di una manifestazione organizzata da un gruppo di ragazzi, ma il festival diventa patrimonio della popolazione usinese. Lo dico davvero con orgoglio, ma perché c'è una bellezza dietro di me molto ben più importante di me e di quanto io possa rappresentare. E voglio che Usini con un applauso ne riconosca la bellezza e la forza di tutto quello che muove cultura. Una bella soddisfazione, insomma, e dopo l'importante riconoscimento da parte delle istituzioni inizia lo spettacolo, che parte ovviamente da Usini con l'esibizione del gruppo folk San Giorgio, che forse esaltati da tutti questi complimenti offrono una delle loro migliori performance. E dopo la tradizione sarda comincia questo viaggio di 2 ore intorno al mondo alla scoperta di balli, tradizioni, ma non solo. Il presentatore Stefano Di Franco ha l'arduo compito di guidare il pubblico in un articolato spettacolo fatto di ritmi serrati, balli, tradizioni, video informativi e curiosi, intimi salutini con i capogruppo, simpatiche interviste con i ragazzi, dando vita così ad uno dei festival internazionali più riusciti, coinvolgenti e soprattutto originali dell'isola. E a questo punto si arriva al culmine della serata. Arriva sul palco uno fra i gruppi più richiesti al mondo. Che entrino la Nuova Zelanda! Buonasera, Usini. Anche in italiano oramai! Lei ve la ricordate, sì, dall'anno scorso. Un ricordo indelebile quello lasciato dai ragazzi della Nuova Zelanda che ci aiutano a chiudere nel modo più coinvolgente ed emozionante possibile. E a questo punto può partire l'inno di questo festival e con l'inno una tradizione non modificabile, il ballo finale di tutti. Gruppi, organizzatori, musicisti, mamme e chiunque abbia collaborato a questo grande festival che si prendono per mano e intonano tutti insieme il brano di Giuliano Marongiu e si danno appuntamento all'anno prossimo per un altro emozionante festival. Estar